L'iniziativa da rentas vuol se girare a lunga vista las rentas dalla AVS. Per questo intent vuole ella alzare la vegliadecna da renta per las donnas ed ils umens pass per pass a 66 ons. Suenter pretende l'iniziativa che la vegliadecna da renta venga alzata automaticamente in avant, se la durata probabile della vita s'augmenta. Quai sia necessari per quai che la AVS sia un indige equilibrio finanziale e per quai che la finanziazione stoppi a venirsi girata. Il Consiglio federale ed il Parlamento refusano l'iniziativa. In automatism per la vegliadecna da renta sia memia pauc flexibel ed sia memia unilateral da prendere per mans las sfidas finanzialas dalla AVS mo sur l'augment della vegliadecna da renta. Da che s'attratti in dettaglio? La AVS è il fondamento del provvedimento da vegliadecna in Svizzera. Per se girare la finanziazione delle rentas dovrà plires reformas durante gli ultimi anni. Las contribuzioni dels salaris e la taglia sin la plivalur en vegnidas augmentadas. Plin avant vegn la vegliadecna da pensiun de las donnas alzada sin 65 ans. Tenor las calculazions de la Confederazione se girescha quai la finanziazione della AVS fin circa l'anno 2030. Suenter dovri ulteriores reformas. I dat non da mai nadina da pli personas pensionadas e la durata probabile della vita della popolazione s'augmenta. L'iniziativa da rentas prende per mans queste sfidas. Ella contegna due elementi. Sco in prim duai la vegliadecna da renta venir alzada a 66 ans per las donnas e per ils umens e quai pass per pass fin l'anno 2033. Suenter venis la vegliadecna da renta alzada automaticamente scha la durata probabile della vita s'augmenta, dentant bec inadin, ma bain in zic main ferm. Con l'iniziativa stimma la Confederazione che la vegliadecna da renta 67 venis contangida l'anno 2043. Se l'iniziativa venis acceptada, risultassen da pli entradas e da main expensas per la AVS. Per quai che las personas lavuran plidic, paian elas plidic contribuziuns alla AVS e retiran pir pli tard in renta. La Confederazione parte dal fac che in vegliadecna da renta 66 reducis las expensas dalla AVS mincha on per var 2 miliardas francs, quai fis il cas a partir dall'anno 2033. Suenter venis la AVS dischargiada ulteriormente cura che la vegliadecna da renta vegna alzada automaticamente. Ord vista actuala na basta l'augment della vegliadecna da renta però bec per se girare a lunga vista las finanzas della AVS. Il comité d'iniziativa argumentescha che las finanzas della AVS saien en disequilibrio. Adina main personas con activitat da gudogn finanziescian la AVS per adina da pli personas pensionadas. Senza mesiras saien las rentas periclitadas. L'iniziativa da rentas mitigescha questa situazione e quai senza reducziuns da rentas, senza taglias supplementaras e senza novs debits. Quai sai agist per tutte le generazions. L'augment delle rentas saia moderà. Per il sector della costruzione, per esempio, resta possibile una soluzione da branca perché lavoreres e lavorers da costruzione possano ir pli baut in pensione. Ord vista del Consiglio federale e del Parlamento stanno adina venir resguardats differents aspects cura chi si tratta da fixar la vegliadecna da renta. In automatism fis per conter memia pauc flexibel. La vegliadecna da renta venis per esempio alzada automaticamente se l'economia subis una recessione e se la situazione sin il marcià da lavoro s'appeggioras. La vegliadecna da pensione non deve bec venire alzada in modo e maniera isolata sin passa 65 anni. Anzi, qua stoppia venire discussa insieme con altre misure in il rom della prossima riforma della AVS. Per questi motivi raccomandano il Consiglio federale ed il Parlamento da refusare l'iniziativa da rentas.